Venerdì 25 marzo 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Corriere delle Alpi. E diamo subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Ecco come si apre l'edizione di oggi. Notizia in primo piano riferita all'emergenza che ha colpito il comune di Longarone e in parte la Val di Zoldo. Gli incendi sono sotto controllo, il monte era riservato ai militari. Sopra Fortogna erano in calendario esercitazioni con armi da fuoco, riaprono le occhialerie. La strada provinciale 251 resta chiusa. Situazione sotto controllo, a sera è arrivata la buona notizia sul fronte dei due incendi del Longaronese, anche se era stato già il buio appena calato a dare una fotografia della situazione. Le fiamme sopra Fortogna non erano più quel fronte compatto e rosso di ieri, ma baluginavano gialle qua e là. Vanno ancora definitivamente spente, ma il peggio sembra essere passato. Emerge intanto che il luogo dell'innesco fa parte di un poligono militare in cui l'altra mattina erano previste esercitazioni. L'approfondimento di Cristina Contento lo troveremo da pagina 2 a pagina 3. Ma continuiamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi. Salute, micropolveri 10 volte limite, lo pneumologo, servono le FFP2. Odore acre e particolato nell'aria, gli incendi hanno fatto balzare i livelli di polveri sottile, tosse e problemi ai bronchi. Notizia quindi che riguarda sempre questo incendio, questi due incendi che sono divampati nel comune di Longarone. E la foto di copertina ovviamente è dedicata a questi due incendi. Si vede un Canadair pronto a spegnere l'incendio e appunto oltre al Canadair un elicottero nella zona del lago dell'Alpago, di Fara d'Alpago, il lago di Santa Croce, e un momento anche dell'azione dei vigili del fuoco proprio per domare le fiamme di questi due incendi. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi verso le elezioni. Via il quorum del 40%, era valido un solo anno. Tremano i comuni sotto i 15.000 abitanti con un solo candidato. L'approfondimento di Ali Prandi a pagina 24. Belluno, minaccia social del bullo indagato per il pestaggio. Indagato dopo il pestaggio alla stazione, lancia una minaccia in rete. Ambiente, Parco Cadori, il sogno prende forma dall'Antelao. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Adentriamo al suo interno. Come sempre facciamo una panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, ma la prima notizia che troviamo ci porta in provincia di Belluno e prettamente a Longarone. Incendi di Longarone sotto controllo, oggi tornano Canadair ed elicotteri. Interventi sugli ultimi focolai, la regione ha dichiarato lo stato di crisi, impennata delle micropolveri 10 volte il limite. L'articolo a firma di Cristina Contento. Sulla Lemagna si vedono a stento anche i display che avvertono della chiusura della strada 251 dalla Val di Zoldo, una cappa infame di fumo che rende l'aria irrespirabile e spegne il sole che rivive solo all'altezza di Velanova. Incendi, giorno 2, la passione, quella degli abitanti di Fortogna, Ignes o Franco della Valle di Zoldo, isolata chissà fino a quando sotto scacco di due roghi devastanti, al punto che la Regione Veneto, per mano del governatore Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di crisi nell'area longaronese. Personalmente e non tutte le strutture della protezione civile regionale, informa Zaia, stiamo monitorando da giorni la situazione che riguarda più province del Veneto. Siamo già intervenuti tempestivamente in varie situazioni per assicurare il ritorno alla normalità. Stiamo inoltre tenendo sotto stretta osservazione la qualità dell'aria. Un incubo, difficile dormire, l'ansia regina nella notte di fuoco. Gli abitanti evocano i grandi roghi del passato, il ricordo di quelle pareti, prime palestre di roccia. Un incubo, sono stata fuori la notte a guardare, qualcun altro invece ieri mattina a Fortogna era partito da Limano da Sedico per venire a vedere l'incendio, selfie e riprese video col cellulare. Sulla Lemagna anche auto in sosta al lato nord. Fortogna è volta in una nuvola di fumo acre che spegne anche il sole, come nelle giornate d'inverno plumbleo e con le nubi basse che piombano dalle crode coprendole. Si fa fatica a respirare, le mascherine anti-Covid fanno il loro, si sente solo il rumore dell'unico elicottero che ieri fino a metà mattina, quando è intervenuto anche l'Ericsson S64, faceva la spola tra il Piave e la Valcellina per pescare acqua.
Esercitazione militare nell'area dell'innesco, ha aperto un fascicolo per incendio boschivo. Martedì mattina erano previste le manovre anche con la mitragliatrice, indagini ad ampio raggio, non si esclude neppure un piromane. Prove di guerra, era prevista una esercitazione martedì 23 marzo e ieri, e i lati del perimetro dell'area interessata, che è consueta per questo tipo di manovre, sono quelli giusto sopra Fortogna. Certo, se si ha una presenza da collegare con l'incendio non si può dire, saranno le autorità inquirenti a verificare ogni eventualità colposa o intenzionale che abbia innescato questo rogo. Non si esclude neanche la possibilità che ci si trovi davanti a un piromane. Martedì mattina qualcuno aveva pur visto 3 pennacchi verso l'alto nella zona di Becole. E a proposito di meteo, previsioni, oggi qualche goccia, piogge vere a partire da martedì, notizia che riguarda la provincia di Belluno e le previsioni del tempo. Ma un ulteriore approfondimento riferito a quanto è accaduto nel Longaronese e le conseguenze di questo incendio anche per la qualità dell'aria: tosse, lacrimazioni e problemi ai bronchi, lo pneumologo, vanno usate le FFP2. Gli incendi hanno riempito di polveri sottili una vasta zona lungo il Piave. I consigli di Vianello, direttore di fisiopatologia respiratoria a Padova. Troverete quindi un'intervista del Corriere delle Alpi al dottor Andrea Vianello con tutte le precauzioni che bisogna assumere in caso di presenza di polveri sottile dovuti appunto a incendi, a roghi come quello che ha interessato il comune di Longarone. Nella Morsa del Fuoco siamo a pagina 5, l'occhialeria riparte oggi, spenti i forni della Metalba, le aziende invase dal fumo lasciano a casa gli operai. Nel pomeriggio il contrordine, il plauso dei sindacati, nelle imprese abbiamo riscontrato una grande sensibilità. La grande paura è passata, forse sì, ammettono Denise Casanova della CGIL e Milena Cesca della CISL, che ieri hanno raccolto l'allarme dei lavoratori, in particolare di quelli delle occhialerie. Fino alle 16 era sicuro che la sospensione delle lavorazioni decretate ieri sarebbe continuata oggi alla Marcolin, alla Safilo, alla Telios, alla Derigo e in altre aziende. Ieri sera invece i delegati di fabbrica, in particolare i responsabili della sicurezza, si sono mobilitati per avvertire che domani probabilmente si lavora, se non già dal mattino, almeno dal pomeriggio. Le fabbriche ripartono in sostanza, a meno di sorprese nella notte. La conta dei danni: bruciati ettari ed ettari di preparco, risparmiata la foresta della Cagliada, il vallone di Desedan, argine naturale, in quella zona c'è ancora una buona copertura di neve. Il presidente Vigne, presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, è ottimista: per i grandi ungulati l'istinto li avrà fatti fuggire alle prime avvisaglie. Ed ecco, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti dell'alba livida di ieri e un'immagine ripresa da satellite Copernicus Sentinel-2 che mostra fumo e fiamme sopra Fortogna, come si può vedere appunto da questo scatto. L'apicoltore e gli sciami da salvare sono nervose, sentono il fumo. Pietro Moro ieri si preparava al trasloco delle sue 20 arnie, un lavoro di estrema pazienza. E ancora, per quanto riguarda l'emergenza incendi in provincia di Belluno, siamo a pagina 7 del Corriere delle Alpi. La 251 non si apre, la rabbia degli Zoldani. Bus sostitutivo per le scuole, gli studenti costretti a partire alle 5:35. Il sindaco: ora diteci che dobbiamo emigrare. Riapertura della 251 contrordine, doveva essere lunedì, invece non si sa quando né come si tornerà a transitare. Si è gelato il sangue al sindaco Camillo De Pellegrini quando al tavolo di Longarone ieri pomeriggio anche la data del 28 marzo è saltata. Non chiediamo un'autostrada a questo punto della situazione, dobbiamo pensare al futuro di Zoldo, se vogliono che si continui ad abitare nella vallata oppure no. Mi dicano se dobbiamo emigrare, ce ne faremo una ragione. Questa è la dichiarazione del primo cittadino del comune della Val di Zoldo. Il progetto di Veneto Strade, 600 metri di parascheggi, e questo è il progetto appunto per far fronte alle diverse situazioni di isolamento che il comune di Val di Zoldo subisce da diversi anni a causa di dissesti idrogeologici, in questo caso anche dovuto a questo incendio. Il direttore generale della società parla di problemi di sicurezza, oggi sopralluogo geologico con i droni per programmare i disgaggi.
E dopo questo approfondimento dedicato all'incendio, ai due incendi che hanno colpito il comune di Longarone e di conseguenza la provincia di Belluno, passiamo all'aggiornamento riferito invece alla guerra in Ucraina, l'invasione dell'Ucraina, NATO, la linea rossa. Il presidente Biden ai vertici di NATO, G7 e UE: se lo zar utilizza armi proibite reagiremo. Zelensky: dateci l'1% dei vostri tank, in arrivo droni, missili e sistemi di difesa aerea. Ed ecco lo scatto che rappresenta i leader politici mondiali che appunto si sono incontrati nella giornata di ieri a Bruxelles. L'energia, Putin sta bluffando, no al gas pagato in rubli, Europa pronta a stracciare i contratti, dagli Stati Uniti 15 miliardi di metri cubi in più, Draghi vede l'olandese Rutte e insiste per imporre un tetto ai prezzi del metano. Incubo fame, con la guerra all'emergenza cibo a rischio 13 milioni di persone, il G7 serve un vertice mondiale, il piano di Biden e Macron. E ancora andiamo avanti con l'Italia, Draghi risponde a Conte: rispetterò i patti NATO, il Premier stoppa i leader 5 Stelle, Letta: sulle spese militari troveremo soluzione, l'Ira Dem: non si può mettere a rischio il governo, avvocato del popolo allo sbando. Queste le dichiarazioni di Enrico Letta, segretario del PD: non credo ci saranno problemi sulle spese militari con Conte, troveremo soluzioni, in questo momento bisogna restare uniti. Alessandro Alfieri, senatore PD ed esponente di Base Riformista: ci sono delle linee rosse da non superare, la prima è non mettere a rischio il governo proprio ora. Pagina 12, profughi, primi arrivi negli alberghi veneti, le strutture che hanno aperto le porte prima dell'ordinanza di Zaia sono una decina, oltre 11.000 gli ucraini accolti in totale. E andiamo avanti con le notizie che riguardano il Corriere delle Alpi, il coraggio di Fedez, il rapper dopo l'operazione di Seul dal San Raffaele di Milano: ho un tumore al pancreas, non vedo l'ora di tornare a casa. Ma continuiamo con una tragedia che ha colpito la nostra regione, la regione Veneto. BMW a razzo travolge una Citroën, muoiono 2 donne, un ferito grave. Le amiche avevano passato la serata al Sala Bingo, a investirle l'auto guidata da un 25enne, aperta un'inchiesta. Ed ecco Mara Visentini, 63 anni, Miriam Cappelletto, 51 anni, le 2 vittime di questa immane tragedia che è avvenuta appunto a Breganziol, siamo in provincia di Treviso. Non si sa se Ronny Levakovic fosse solo nel mezzo, il giallo del soccorritore. Il quartiere è svegliato dal botto, ho pensato che fosse un aereo, è arrivato subito un amico del ferito, gli ha urlato: cosa hai fatto Ronny? Poi l'ha preso e girato. Ed ecco la situazione drammatica che si sono trovati di fronte i soccorritori, l'auto distrutta su cui viaggiavano le 2 donne, finita in un fossato del terraglio dopo il terribile impatto con la BMW che vediamo in questo scatto, condotto da Ronny Lekalovic. La BMW era ribaltata, la rossa incastrata sotto il ponticello. Abbiamo capito subito, sono arrivate almeno 4 auto di familiari, erano disperati, c'erano già i soccorsi. E in questo scatto vediamo Cleana Beruschi che è stata svegliata dal botto dell'incidente. Ancora dal Veneto, altra notizia, pagina 18, si parla di emergenza Covid-19, in Veneto 73.000 positivi, non si muore per Covid, tutti con altre malattie. Altro sbalzo dei contagi, sono oltre 8.300 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, ora curiamo i degenti che rischiano di sviluppare la forma grave dell'infezione. Queste le dichiarazioni di Anna Maria Catellana, direttrice malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. La maggior parte dei ricoverati supera gli 80 anni, in ospedale per altre patologie quasi tutti sono vaccinati. Stiamo somministrando anche un farmaco preventivo che unisce 2 anticorpi monoclonali. Il processo in corte d'assise, siamo a Vicenza, Arian Fassa, aumenti a 2 cifre delle malattie, il bilancio degli screening nella zona rossa, eccessi di mortalità per cardiopatie e maggiore incidenza di demenza e diabete. Ma passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 23, la pandemia annacqua la crisi, ma in 4 anni perse 479 aziende. Questa è la prima notizia che troviamo per quanto riguarda la sezione del Corriere delle Alpi dedicata alla provincia di Belluno, mentre Pozza, presidente della Camera di Commercio, descrive una situazione non drammatica, il sociologo è allarmato, il calo delle sedi è inesorabile.
Elezioni amministrative, quorum, tutto da rifare, 40% valido solo nel 2021, la norma semplificava anche l'iter e scorporava l'AIRE e nessuna ipotesi di proroga, ANCI in pressing sul governo. Potrebbe esserci un problema dalle prossime elezioni amministrative, o meglio c'è il rischio che torni ad esserci un problema, quello del quorum da raggiungere nel caso di candidatura di una sola lista. In occasione delle elezioni dello scorso autunno, infatti, era stata approvata una legge che modificava il quorum per i comuni fino ai 15.000 abitanti, abbassando dal 50 al 40% il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto e scorporando gli iscritti all'AIRE. Una modifica rilevantissima e salutata con favore da tutto il Bellunese, dove gli iscritti all'AIRE sono numerosi in gran parte dei comuni e dove è spesso difficile riuscire a presentare 2 candidati sindaci con relative liste. La legge allontanava l'ipotesi di un commissariamento con il ritorno alle urne l'anno successivo. Pagina 25, il caso portato a processo imputato 17enne minaccia sui social. Chiuse le indagini sull'aggressione a tradimento in stazione, la vittima chiederà i danni dopo una visita medico-legale. Indagini chiuse sull'aggressione alla stazione e non mancano le sorprese. La polizia ha terminato gli ultimi accertamenti e gli indagati per lesioni aggravate, il naso rotto a tradimento a uno studente con un pugno nell'ottobre del 2021 sarebbero 2 e non 1, come sembrava in un primo momento. I capi di imputazione sono stati iscritti, uno dalla Procura della Repubblica di Belluno e l'altro dalla Procura dei minori presso il Tribunale di Venezia. Altre notizie dal capoluogo: in casa dell'anziano generale 14 armi non denunciate, una perizia psichiatrica dirà se l'ufficiale è in grado di affrontare un processo per la sua ampia collezione con qualche pezzo illegale. La nomina Veneto Strade SpA, Claudio Bettiol, nuovo membro del CDA, comitato di amministrazione. E ancora dal capoluogo siamo a pagina 26, mercatino tricolore in Piazza dei Martiri, prove di normalità in vista dei fish shot. Alimentari, oggetti per la casa ma anche per lo sport, tornano gli stand con prodotti tipici e artigianali da tutta Italia. Pagina 27, violenza di genere, una piaga da combattere, carabinieri nelle scuole. Sanità, esenzioni, le istruzioni dell'USL per il rinnovo e ancora assistenza agli anziani, corso online di 64 ore per formare le badanti. Siamo arrivati alle pagine dedicate a Feltre e il Feltrino. La prima notizia ci porta a Cesio Maggiore, il verdetto già metabolizzato dal paese. Il sindaco Zanella, la comunità guarda avanti. I dubbi dell'ex parroco Don Andrea Piccolin, non mi stupisce la condanna come non mi avrebbe stupito la soluzione. Questa è la dichiarazione di Don Andrea Piccolin. E continuiamo con pagina 30, l'indagine, furti nel Feltrino, recuperata molta refurtiva. I carabinieri hanno sospetti su 2 stranieri, tra gli oggetti ci sono gioielli, monili, orologi e accessori griffati, come si può vedere da questi 3 scatti che rappresentano l'ampia selezione della refurtiva recuperata dai carabinieri. Santa Giustina vede rubare una bici, dopo l'inseguimento fa arrestare il ladro. Ancora da Feltre, tagli i cavi dell'elettricità dopo essere stato cacciato. L'uomo si è messo nei guai per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ci sono altri procedimenti davanti al giudice di pace. Continuiamo con Santa Giustina, scontro sulla tensostruttura, un'altra opera non condivisa. Fiorotta attacca l'amministrazione, minoranza tagliata fuori dal dialogo, desta perplessità la procedura con la manifestazione di interesse e la consulenza. La replica di Vigne è tutto regolare, ci sarà il bando pubblico aperto a chiunque. Passiamo a Borgo Valbelluna, rotatoria piccola e pista per macchinine arrivano in consiglio. Giovedì in approvazione le convenzioni per i 2 progetti, minoranza e gruppo Natura da tempo perplessi sulle opere. Ancora da Borgo Valbelluna, passaggi illuminati pronti per la Pasqua, addirittura la messa in sicurezza dei 2 attraversamenti, le zebre Amel e Lentiai saranno rese più visibili. Ancora a Borgo Valbelluna, le scuole entrano nella rete verde per la sostenibilità. E un'altra notizia che riguarda sempre questo comune della Valbelluna, una panchina gialla contro l'endometriosi. A pagina 33 troviamo le notizie riferite a Ponte nelle Alpi, cicloturismo, camper e piazze, definite le idee per il futuro. Messi a punto i progetti di Porta delle Dolomiti da candidare ai bandi del PNRR, la minoranza appoggia la collaborazione con Soverzene e Conca dell'Alpago. Longarone via libera l'aumento a sindaco e assessori, spalmato su più anni. Alpago, cucina pronta e cuoco assunto, parte la mensa all'asilo di Farra. Notizie anche da Soverzene, marchio comune fiorito, approvato il rinnovo.
E adesso a pagina 34 spostiamoci a Canale d'Agordo, statua di Papa Luciani. L'inaugurazione aprirà la stagione delle visite. Il 23 aprile verrà benedetta l'opera di Carlo Balliana, collocata all'esterno della casa natale del pontefice. Ed ecco il sindaco di Canale d'Agordo, Flavio Colcernian, con la statua di Carlo Balliana dedicata a Papa Luciani, che lo avete sentito prossimamente sarà benedetta e ovviamente inaugurata. L'agordino Giorgio Santomaso scomparso da 2 giorni, l'agordino ora abita a Trento, nessuna notizia e grande apprensione da un paio di giorni per le sorti di Giorgio Santomaso, il 58enne agordino che ora abita a Trento nella zona di Madonna Bianca, è scomparso nella serata di lunedì. Livinallongo pagano la multa a tariffa piena, adesso chiedono rimborso. Agordo, allagamenti alla grave, sì al progetto per risolverli. Pagina 35, Cortina, ambiente alle pendici del Monte Antellao, prende forma il Parco Cadore, notizia in questo caso che riguarda il comune di Valle di Cadore. 2 cittadini di Valle donano i terreni per concretizzare l'idea sognata da decenni, domani in magnifica confronto con il direttore dell'area Ampezzo e Don Ciotti. Sport e turismo, in 50 si sfidano sulla neve per la prima tappa di Scivoga. In scena alle 5 Torri la gara di slalom gigante tra gli atleti dello Yacht Club. In estate a Venezia la prova sulle Caorline. Ancora dal Cadore siamo ad Auronzo, conti a posto, reinvestire, Auronzo d'inverno si prepara. L'ente di gestione del Monte Agudo decadrà alla fine del mandato del comune, il presidente D'Avia. Servono scelte decise per garantire proposte adeguate. Notizia di spalle, San Nicolò di Comelico esce di casa in piena notte, ritrovato fortunatamente sano e salvo. E adesso passiamo alla rubrica Cultura e Società. La mostra Gusto, gli italiani a tavola ieri, oggi e domani, il miglior esempio di biodiversità culturale. All'M9 di Mestre un'esperienza tutta da assaporare, gli ingredienti storia, scienza, design, salute, tradizione e tecnologia. Giorno e notte, il gran finale con Maria Amelia Monti, 2 storie della Ginsburg in uno spettacolo. Domani al Teatro Comunale La Parrucca chiude la stagione del Circolo Cultura e Stampa bellunese. E adesso le pagine sportive, incominciamo con il mondo dell'hockey, Alps League, il Renon completa la rimonta, Cortina addio alla semifinale. Niente da fare a Collalbo con la formazione altoatesina che passa il turno, per i ragazzi di Macciaca il rammarico di aver sprecato 2 partite di vantaggio, 5-1 il risultato finale tra Renon e Cortinafro. Sempre dal mondo dell'hockey, l'Asiago lascia l'Alps, sondaggio dei vicentini per entrare nell'Ice League. E ancora sport, le Olimpiadi giovanili in Finlandia, Iris De Martina, dopo l'oro anche il bronzo nella sprint. Grande prova della Comegliana che oggi cerca il tris in staffetta, nelle biathlon anche la 6ª posizione di Sara Scattolo. Calcio giovanile, torneo Viareggio, fuori Piazza ed Emin, la selezione di Serie D incassa 4 gol dal Bologna, eliminato anche il Milan dell'altro bellunese Tavernaro. Ancora calcio, Tarasco 329 volte rossoblù, un orgoglio questo record, un giorno vorrei allenare. E continuiamo con Menardi, l'incidente un colpo molto duro ma ora sta ottenendo grandissimi risultati. Il giovane cortinese ha trovato nello sport la sua grande rivincita, gioco anche al curling, tra poco avrò la finale dei campionati italiani. Volley a 3, domenica l'appuntamento alle 18 il San Donà. Alessio Bortoluzzi sprona la Darold, si pensi solo alla salvezza. Calcio a 5 Serie B, la Giorix Sedico non sbaracca ma il futuro è ancora nebuloso. La retrocessione è ormai certa, il presidente Deone è arrivato a fine mandato, non è sicuro si riparta dalla C1, quasi scontato il divorzio dal coach De Francesca. Ancora calcio a 5 Serie D, domani alle 16 il Gemelle sogna il colpalcio, a Limana arriva la Regina Vampa. Basket Serie D, sono tante le notizie riferite allo sport bellunese in questa edizione del Corriere delle Alpi. Cassarà Valbelluna sempre in corsa per i playoff. Domenica la sfida con il Bassagna al polpette. Il bilancio è comunque positivo e siamo allenati da un grande coach. E adesso un richiamo per quanto riguarda la nazionale italiana di calcio, sprofondo azzurro, questo è il titolo. Prestazione disastrosa della nazionale castigata dalla Macedonia per la seconda volta di fila, siamo fuori dal mondiale. 0-1 il risultato tra Italia e Macedonia nella partita che si è tenuta ieri in Sicilia, quindi lo avete sentito, la nostra nazionale per la seconda volta non gareggerà ai mondiali di calcio in programma quest'anno a Qatar. Andiamo avanti con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo sereno, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun, vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.